Buonasera a tutti, sono Ferdinando Gottardo di Elicom Edizioni e vi do il benvenuto a questo webinar che, come vedete dalla slide, è dedicato alle soluzioni in leccablocco per l'isolamento acustico delle pareti divisorie. Il webinar di oggi è uno degli appuntamenti che stiamo portando avanti in queste settimane insieme alle caratterite, dedicando ogni webinar a diverse questioni che riguardano la costruzione. Oggi affrontiamo appunto l'argomento dell'isolamento acustico delle pareti divisorie. Vi preannuncio già l'appuntamento della prossima settimana, che invece sarà dedicato alle soluzioni isolanti leggere in argilla espansa per i vespari e le coperture. Ospiti di oggi, come li vedete già collegati, sono l'architetto Sabrina Capra e l'ingegnere Graziano Guerrato, che ci illustreranno un po' quelle che sono le normative riguardo l'isolamento acustico, innanzitutto, come effettuare e realizzare una soluzione performante dal punto di vista dell'isolamento acustico delle pareti divisorie e quelle che sono anche le soluzioni ovviamente in leccablocco per la realizzazione di pareti divisorie, ma anche di isolamento acustico di facciata. Come sempre vi ricordo che potrete porre delle domande in diretta ai nostri relatori digitandole nel pannello domande tipicamente alla vostra destra di GoToWebinar. Io vedrò di raccoglierle e porle ai nostri relatori. E vi ricordo anche che al termine del webinar riceverete via mail un link dal quale scaricare le slide delle presentazioni di oggi in maniera da poter avere anche la documentazione e poter ritornare sugli argomenti esposti. Vedo che ormai ci ha raggiunto un numero di persone, saluto quelli che ci stanno salutando, li ringrazio di essere presenti. E direi a questo punto di dare il via a quello che è il tema di oggi e lascio la parola innanzitutto a Graziano Guerrato, che farà la prima parte dell'illustrazione delle tematiche oggi e poi sarà seguito dall'intervento di Sabrina Capra. Graziano, a te la parola. Grazie Ferdinando. Allora, di cosa parleremo in questo webinar? Lo accennava poco fa Ferdinando. Parleremo di soluzioni per l'isolamento acustico, in particolar modo per quanto riguarda le pareti divisorie per le diverse unità abitative. Da dove partiremo? Partiremo dalla normativa ancora ad oggi vigente, vale a dire dal DPCM 5 dicembre 97, il quale ha fissato i requisiti acustici passivi negli edifici relativamente ai componenti degli stessi. Vedremo quindi le soluzioni e sistemi costruttivi per realizzare pareti divisorie a norma rispetto a questa normativa. Nella seconda parte del webinar la collega Sabrina Capra ci illustrerà inoltre delle soluzioni sempre per l'isolamento acustico ma a basso spessore, quindi indirizzate in particolar modo nel campo delle ristrutturazioni. Ci illustrerà inoltre le soluzioni leccablocco per la normativa sulla classificazione energetica degli edifici ed infine ci illustrerà alcune soluzioni per ottenere pareti di facciata ad altissime prestazioni di isolamento acustico. Iniziamo, come dicevo poco fa, dalla normativa ancora vigente, una delle più longeve nel campo dell'edilizia, la quale normativa ha fissato per i diversi elementi costruttivi, quindi solai per quanto riguarda il rumore, l'isolamento acustico al calpestio, piuttosto che rumorosità degli impianti, piuttosto che isolamento acustico di facciata, fino ad arrivare al tema dell'isolamento acustico dei divisori appunto tra diversi appartamenti, o meglio tra diverse unità abitative, ha fissato la normativa in funzione delle destinazioni d'uso che possono ovviamente coinvolgere l'edificio, i valori di isolamento acustico di riferimento. Ora nella tabella ci focalizziamo in particolar modo sulla prima colonna. Vediamo che in realtà per quanto riguarda le partizioni verticali tra diverse unità abitative o diverse unità immobiliari, il valore di isolamento acustico in realtà è sostanzialmente pari a 50 decibel per tutte le destinazioni d'uso, che siano residenziali, alberghiere, uffici e quant'altro. L'unica destinazione d'uso che fa eccezione prevedendo un valore più elevato pari a 55 decibel è quella ospedaliere piuttosto che case di cura e case di riposo.
Ecco, il valore quindi di isolamento acustico di facciata che ben conosciamo è pari a 50 decibel e come sappiamo questo valore di isolamento acustico per le partizioni, così come tutti gli altri valori previsti da normativa, sono da valutare in termini di prestazioni in opera, vale a dire la prova in opera eseguita sul componente edilizio piuttosto che sull'impianto che fa fede ai fini del rispetto della stessa normativa. Ecco, in particolar modo ci focalizziamo sulle pareti. Per quanto riguarda le pareti di cui parlavamo, questo evidentemente è un intervento residenziale. Per le pareti divisorie tra diverse unità abitative sono previsti 50 decibel in opera, oltre al parametro di isolamento termico previsto dalle normative vigenti in tema di risparmio energetico a partire dai decreti del 2005 e 2007. In azzurro vediamo delle facciate, relativamente a questo tema ci illustrerà alcune soluzioni, come dicevo poco fa, la collega Sabrina Capra nel suo intervento. Ci focalizziamo quindi sulle pareti divisorie tra diverse unità abitative e vediamo, abbiamo detto che il valore di isolamento acustico di riferimento in opera è pari a 50 decibel, parlando di sostanzialmente quasi tutte le destinazioni d'uso. Vediamo come fare per ottenere il rispetto di questo parametro. Ovviamente dobbiamo ottenere una prestazione in opera, è necessario scegliere una parete, quindi una soluzione tecnica in grado di arrivare a queste prestazioni, quindi con dei parametri di laboratorio in grado di consentire con le penalizzazioni e le perdite laterali che inevitabilmente vedremo le pareti in opera riscontrano, quindi un valore di isolamento acustico di laboratorio in linea per rispettare il valore di legge previsto in opera. Oltre alla scelta di una parete idonea, occorre che questa parete sia realizzata in maniera corretta, in quanto la misura in opera ed evidentemente non devono esserci errori di pose piuttosto che ponti acustici, quindi forometrie sulla parete, tale da consentire un passaggio diretto del rumore tra i due locali divisi dalla parete stessa, portando a importanti penalizzazioni, forti penalizzazioni dal punto di vista dell'isolamento acustico. Ultimo aspetto, il rumore in opera, dicevo poco fa, non attraversa solo la parete che fisicamente divide i due ambienti, ma il rumore attraversa anche quello che è il contorno, vale a dire i due solai superiori e inferiori alle due pareti laterali che fisicamente che fisicamente contornano la parete stessa. Per cui oltre a realizzare in maniera corretta e a progettare, secondo le indicazioni che vedremo, in maniera corretta la parete divisoria stessa, occorre che siano realizzati in maniera adeguata e progettati in maniera adeguata anche gli elementi che contornano la parete stessa. Ecco, quest'ultimo aspetto, vale a dire la corretta progettazione e realizzazione delle pareti laterali, è talmente importante e gioca un ruolo talmente decisivo che partiamo da questo punto per fare le nostre considerazioni. Ora, un esempio classico di errore progettuale relativamente alle strutture che lateralmente delimitano la parete divisoria è quello che vediamo disegnato in questo particolare costruttivo, che è il giunto tra parete divisoria e solaio superiore. Ora, normalmente, come spesso capita, il solaio superiore è un latero cemento e in questa condizione si realizza, come vediamo in questo disegno, un ponte acustico, vale a dire un passaggio preferenziale del rumore che scavalca, supera la stessa parete divisoria, nel caso in cui, in corrispondenza della parete divisoria, non ci sia un elemento, ci siano le pignate che sono passanti rispetto alla parete stessa. Perché in questo caso, come vediamo anche nel disegno, il rumore generato in uno dei due locali viene ridotto unicamente da uno strato di intonaco e da qualche cartella della pignata, dopodiché finisce all'interno del solaio, il quale ovviamente è posato con le pignate a secco, per cui non ci sono interruzioni nemmeno in corrispondenza delle pignate, per cui il rumore che entra all'interno del solaio facilmente si propaga anche nel locale adiacente, portando una perdita, una trasmissione del rumore, quindi una perdita laterale. Ora, questo è un dettaglio che può portare anche a penalizzazioni di qualche decibel, quindi penalizzazioni decisamente importanti per ottenere il parametro di legge in opera. Ora, come realizzare in maniera corretta questo dettaglio costruttivo?
e come realizzare e ovviamente come progettarlo, occorre che in corrispondenza di questa parete sia presente un elemento di cemento armato che vada a interrompere la continuità dei fori delle pignate. Quindi una trave, un rompitratta o comunque un elemento che vada a chiudere questo foro, questo passaggio di rumore. Ora, questa trave in cemento armato piuttosto che questo cordolo rompitratta, chiaramente con pareti massive, quindi pareti pesanti, si rende necessario anche per questioni statiche, ma anche nel caso di pareti molto leggere questo elemento va realizzato per evitare la propagazione del rumore tra i due locali, appunto attraverso e in corrispondenza del solaio stesso. Ora, questo è tipicamente il dettaglio costruttivo e l'elemento, il problema che genera le maggiori conseguenze, quindi le maggiori penalizzazioni dal punto di vista acustico. Per quanto riguarda appunto i cosiddetti percorsi laterali. Per quanto riguarda invece la parete stessa, tipicamente, soprattutto negli anni indietro, ma talvolta anche oggi, succede che la parete divisoria, essendo una parete interna normalmente la più spessa, venga attraversata da canalizzazioni come per esempio quelle che vedete nel disegno, quindi da impianto pluviali piuttosto che canalizzazioni canefumarie o comunque canalizzazioni di dimensione importante. Ora, la presenza di questi fori e di questi cavedi all'interno delle pareti determina sostanzialmente un indebolimento delle pareti stesse, in quanto passiamo da una parete di 25 piuttosto che 30 o più centimetri di spessore a una parete di spessore molto più ridotto, che talvolta diventa lo spessore di un intonaco nei casi più estremi. Ora, questo è un dettaglio che va affrontato dal punto di vista acustico in maniera attenta, in quanto può portare parimenti a perdite importanti di prestazioni acustiche per la parete stessa, e può essere affrontato in vari modi. Nel disegno vediamo il modo più drastico, che tipicamente si realizza quando in cantiere non si può fare null'altro che una soluzione di questo tipo. Quindi abbiamo il passaggio dei cavedi, ok? E per realizzare un elemento che protegga questa perdita laterale occorre realizzare a ridosso del cavedio non semplicemente un intonaco o una tramezzo sottile, ma una vera e propria parete dotata di massa e di isolamento acustico che vada appunto a isolare il passaggio di rumore tra i due locali adiacenti. Ora, chiaramente il dettaglio costruttivo che vediamo nell'immagine di destra è impegnativo, nel senso che dal punto di vista funzionale architettonico dell'appartamento andiamo a creare una nicchia, okay, che magari dal punto di vista appunto dell'arredamento piuttosto che della funzionalità del locale stesso può essere antipatico. La soluzione ideale è a livello progettuale quella di andare a scegliere una posizione per il cavedio tale da non determinare problematiche di isolamento acustico alla parete che divide i due appartamenti, quindi scegliere posizioni idonee, camuffate e quant'altro per realizzare i cavedi, piuttosto che scegliere di installare queste canalizzazioni attraverso pareti che non siano soggette a prestazioni di isolamento acustico. Ecco, questi due dettagli, quindi il giunto tra parete e solaio e poi la presenza di impianti all'interno della parete stessa, in particolar modo canalizzazioni, cavedi impiantistici all'interno della parete esterna, sono tipicamente i due nodi più problematici. Pur tuttavia ci sono altre situazioni che possono generare problematiche, magari di entità inferiore, ma che comunque vanno affrontate ed eliminate. In questa immagine vedete due situazioni di una parete esterna con una controfodera interna, ovviamente con materiale isolante interposto, in quelle situazioni in cui vengono ancora utilizzate soluzioni di questo tipo, e vedete la soluzione idonea per evitare la presenza di passaggi di rumore laterali in corrispondenza della parete stessa. Nella documentazione che trovate anche sul nostro sito troverete poi anche altre situazioni, altri dettagli costruttivi che sono finalizzati appunto a evitare la presenza di ponti acustici in corrispondenza della parete divisoria stessa piuttosto che in corrispondenza delle strutture laterali che la delimitano. Ecco, oltre a ciò abbiamo visto gli aspetti progettuali
e realizzativi relativi alla corretta progettazione delle strutture laterali e della parete divisoria stessa, passiamo al primo punto che abbiamo visto nell'elenco che vi ho mostrato poco fa. Vale a dire, vediamo alcuni criteri, ovviamente semplici, che si possono utilizzare per scegliere, che si devono utilizzare per scegliere una parete divisoria con caratteristiche adeguate. Ovviamente il punto di partenza, se dobbiamo rispettare i 50 decibel in opera come isolamento acustico tra diverse unità abitative, partiamo da dati che sono tipicamente valori di potere fonisolante misurati per una determinata parete in laboratorio. Ora, ovviamente, se dobbiamo misurare 50 decibel in opera, occorre una parete che in laboratorio abbia delle caratteristiche sufficienti, quindi superiori a questa prestazione. Dobbiamo però tenere presente quello che è un fatto estremamente importante, vale a dire che la parete in laboratorio è una parete integra, cioè in laboratorio si monta una parete che a tutti gli effetti posata ovviamente in maniera corretta e al suo interno non ci sono né le canalizzazioni, quindi i cavedi impiantistici che abbiamo visto poco fa e che sono in ogni caso da escludere anche in cantiere sulle pareti effettivamente realizzate, ma oltre a ciò la parete in laboratorio è integra, nel senso che non ci sono nemmeno le tracce da impianto elettrico piuttosto che impianto idraulico che molto spesso inevitabilmente occorre installare sulle pareti in cantiere. Quindi dobbiamo tenere presente, valutando i certificati di laboratorio relativi a soluzioni per pareti divisorie tra diversi appartamenti, che la parete in laboratorio era integra. Quindi una parete integra che può avere problematiche legate alla posa piuttosto che legate alla tracciatura impiantistica in cantiere. In seconda battuta, la prova di laboratorio è una prova realizzata in condizioni ideali, nel senso una prova realizzata senza trasmissioni, le cosiddette trasmissioni laterali, che inevitabilmente in cantiere si realizzeranno, vale a dire in cantiere un po' di rumore attraverso la parete, ma anche una piccola quota parte di rumore attraversa, anzi una importante quota parte di rumore attraversa anche le cosiddette strutture laterali. Al contrario, la parete posata e installata in laboratorio è una parete posta in mezzo a una cornice in cemento armato di spessore di 70-80 cm e il laboratorio stesso è realizzato in maniera tale che tutto rumore che si trasmette da un ambiente a quello adiacente attraversi esclusivamente la parete divisoria stessa. Quindi in laboratorio abbiamo delle condizioni ideali, vuoi per come è realizzata la parete e per come è integra la parete, vuoi per il fatto che tutto rumore che si genera in un ambiente e si trasmette all'altro è trasmesso solo attraverso la parete divisoria. Al contrario, appunto, in cantiere una quota parte di rumore attraverserà anche le pareti, le cosiddette strutture laterali. Per tale ragione occorre scegliere una parete che in laboratorio abbia delle prestazioni molto superiori ai 50 decibel richiesti in opera. Tenendo presente che l'unità di misura acustica, quindi il decibel, come sapete, è un'unità logaritmica, per cui sostanzialmente un incremento o un decremento di 3 decibel dell'indice di potere fonisolante corrisponde a un raddoppio piuttosto che un dimezzamento della sua prestazione. Detto ciò, vediamo alcune soluzioni realizzate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa che si chiamano lecablocco fonisolante, che sono state studiate ormai a ridosso dell'emanazione della normativa stessa e sono state ottimizzate come percentuale di foratura e come caratteristiche e densità del blocco stesso per ottenere le prestazioni di isolamento acustico e in seconda battuta di isolamento termico che vedete rappresentate in questa diapositiva. In particolar modo, abbinando le due prestazioni termiche e acustiche e tenendo presente anche il parametro di isolamento termico, quindi la trasmittanza termica che ai sensi della normativa vigente, quindi i decreti 26 giugno 2015 deve essere non superiore a 0,8 watt a metro quadro Kelvin, vediamo che con le soluzioni in lecablocco fonisolante di spessore pari a 25 o 30 cm abbiamo una prestazione di isolamento termico a norma con la normativa sull'efficienza energetica,
ma in prima battuta abbiamo delle prestazioni di isolamento acustico di laboratorio pari a oltre 56 decibel per entrambi i manufatti e per entrambe le pareti. Quindi abbiamo delle prestazioni che sono superiori di oltre 6 decibel in laboratorio rispetto alla prestazione che la parete dovrà garantire in opera. Quindi c'è un margine di sicurezza importante. Oltre a queste prestazioni vediamo quella che è una caratteristica che è in realtà forse più importante ancora, una caratteristica che non è tecnica prestazionale ma una caratteristica di posa, vale a dire il sistema con cui queste pareti vengono posate e installate. Ora parliamo di monopareti, quindi l'ecablocco fonoisolante è un blocco unico che si posa con malta nei giunti orizzontali, ovviamente, e malta nei giunti verticali. E viene finita con due intonaci di spessore pari a circa 1,5 cm, intonaci tradizionali di calce e cemento. Quindi dal punto di vista prestazionale abbiamo delle elevate prestazioni, delle prestazioni veramente importanti, ma dal punto di vista pratico di installazione in cantiere abbiamo un blocco tradizionale, ok, in cui l'unica particolarità, l'unica attenzione e l'unico errore da evitare in fase di posa è quello di non mettere la malta nel giunto verticale. Quindi unico errore di posa vuol dire semplicità di posa e vuol dire, come vedremo nella diapositiva successiva, anche facilità di verifica della corretta posa direttamente in cantiere. Ecco, oltre alle caratteristiche tecniche di isolamento acustico e di isolamento termico, nello spessore 25-30 l'ecablocco fonoisolante è utilizzabile anche come muratura portante, ovviamente, per gli edifici già realizzati per le altre murature esterne con questa tecnologia. Ed è utilizzabile per realizzare murature portanti armate ordinarie anche in zona sismica, quindi è utilizzabile a tutti gli effetti per questo scopo. Ecco, dicevo poco fa che uno dei vantaggi pratici di utilizzo delle pareti in lecablocco fonoisolante è la facilità di posa, di contraltare per i tecnici, progettisti, direttori lavori, piuttosto che tecnici acustici, è ancora più facile verificarne la corretta posa semplicemente effettuando una verifica visiva prima della posa degli intonaci. Ora vediamo due immagini. Nell'immagine di sinistra vediamo una parete in lecablocco fonoisolante posata con malta nel giunto verticale, come vediamo anche malte nel giunto verticale, quindi questa immagine ci dà immediatamente il riscontro in merito al fatto che la parete sia stata posata in maniera corretta. Quindi una parete posata in questo modo è una parete che sicuramente ci darà le prestazioni tipiche e a cui può arrivare questo manufatto. Nell'immagine di destra, viceversa, vediamo una parete in lecablocco fonoisolante posata sì con la malta in verticale, ma se con la malta, chiedo scusa, nei giunti orizzontali, ma vediamo invece che nei giunti verticali la malta è assente, addirittura rimane dello spazio tra un blocco e l'altro. Per cui abbiamo un'immagine che immediatamente ci traduce il fatto che questa parete non è posata in maniera corretta e non è idonea al rispetto dei valori di isolamento acustico di norma, perché vediamo che al di là di quanto rumore può passare dal manufatto, sarà molto di più il rumore che attraverserà i giunti di malta. Ora, queste due immagini sono molto importanti perché ci danno un riscontro immediato su quello che è il vantaggio del manufatto e su quella che è la sicurezza dell'immagine di sinistra di avere una parete sicuramente idonea e la sicurezza nell'immagine di destra di poter approntare i rimedi, gli interventi di ripristino fino ad arrivare nei casi estremi alla demolizione della parete e al suo rifacimento per evitare che la problematica di posa della parete venga riscontrata non nella fase di cantiere ma nella fase finale del cantiere finito, quando esce il tecnico acustico a effettuare la misura e rileva dei parametri di isolamento acustico inferiori rispetto al limite di legge. Ora abbiamo visto alcuni criteri progettuali, abbiamo visto l'ecablocco fonoisolante, abbiamo visto le prestazioni di questi manufatti, ma abbiamo visto delle prestazioni in laboratorio, vale a dire delle prestazioni in prima battuta teoriche. In realtà su queste pareti
negli ultimi 20 anni, più che prove di laboratorio, abbiamo realizzato prove in cantieri, in oltre 100 cantieri in tutta Italia, in collaborazione con l'Università di Firenze e l'Università di Ferrara. Ora, qual è stato lo scopo di questa campagna prove? Lo scopo di questa campagna prove è stato quello di testare in cantiere la validità e l'efficacia e le prestazioni di Lecablocco fonoisolante, anche per evidenziare quelle che erano le problematiche progettuali o realizzative, alcune le abbiamo viste nelle immagini e nei disegni poco fa, per poter dare dei consigli tecnici atti a realizzare delle pareti veramente performanti e veramente enormi. Ora vediamo brevemente alcuni casi di prove in opera realizzate su queste pareti. Questo è un primo caso, una prova in opera, anzi una serie di prove in opera realizzate a Firenze alcuni anni fa, prove in opera che hanno mostrato, era un intervento veramente importante, per cui in realtà non si è fatta una prova in opera, ma è stata realizzata una campagna di 3 giorni di prove per avere un monitoraggio più ampio sulle varie casistiche, e mediamente vediamo una parete, un disegno di una parete, mediamente il risultato, i riscontri ottenuti per questa serie di prove in opera è stato con Lecablocco fonoisolante di spessore 25 cm, la prestazione ottenuta in opera, quindi l'R'1V ottenuto è stato pari a oltre 51 decibel, quindi una prestazione di 1 decibel, 1,5 decibel superiore rispetto ai limiti di legge, quindi in termini percentuali, ricordando la scala logaritmica del decibel, vuol dire il 20 o 30% di prestazioni in più rispetto al valore minimo previsto da normativa. Questa è un'altra prova condotta in provincia di Verona, e anche qui con Lecablocco fonoisolante di spessore 25 utilizzato come divisorio tra diversi appartamenti, si è misurata una prestazione di isolamento acustico addirittura superiore ai 52 decibel in opera. Una particolarità: in questo caso Lecablocco fonoisolante era utilizzato, come dicevo poco fa, anche come muro portante per la realizzazione di questo intervento. Ecco, finora abbiamo visto delle immagini di cantiere, vediamo delle immagini di cantiere dal lato esterno, vediamo delle immagini che ci mostrano come erano effettivamente realizzate queste pareti. E vediamo che queste pareti erano delle pareti realizzate in maniera normale, utilizzate in maniera consueta, per cui non erano delle pareti ideali perfettamente integre, ma erano delle pareti normalmente attrezzate. In particolar modo questa parete, questo è un cantiere realizzato in provincia di Lucca, di nuovo con Lecablocco fonoisolante di spessore 25 cm, vediamo che nel lato di sinistra la parete delimitava un salotto, quindi c'era dal punto di vista delle tracce, attrezzatura impiantistica, unicamente queste prese della corrente piuttosto che televisori sul lato in uno degli spigoli. Viceversa, nel lato di destra la parete divisoria era la parete di testa della camera da letto. Per cui vediamo sui due lati le classiche prese, interruttori e quant'altro che si realizzano normalmente in corrispondenza di queste pareti. Ora, abbiamo visto che le pareti erano normalmente attrezzate, e a questo utilizzo è corrisposta una prestazione di isolamento acustico in opera, un R'1V, pari a oltre 52 decibel. E anche in questo caso una nota, Lecablocco fonoisolante era una palazzina a 2 piani, era utilizzato come muratura portante armata. Ecco, tipicamente nell'immagine che abbiamo visto poco fa abbiamo visto che su un lato la parete delimitava una camera da letto. Tipicamente capita che su entrambi i lati la stessa parete delimiti 2 camere da letto, e tipicamente quello che può succedere in queste situazioni è che si realizzino le prese da impianto elettrico e interruttori in adiacenza sui 2 lati della parete stessa. Ora, questa cosa, che tra l'altro è disegnata perché normalmente in cantiere quello che si vede è che si fora da parte a parte la parete, si mettono le prese e si ripristina sui lati solo con intonaco. Ora, questa situazione ovviamente è problematica, di fatto si realizza un grosso indebolimento, addirittura un passaggio diretto di rumore attraverso la parete in corrispondenza di queste prese, quindi questo è un errore che va assolutamente evitato. Pur tuttavia, con Lecablocco fonoisolante, essendo un blocco massivo, quindi un blocco unico, tra l'altro a bassa percentuale di foratura, perché parliamo di elementi con foratura nell'intorno del 20-25%, ecco,
con l'ecablocco fonoisolante è possibile invece realizzare le due prese da impianto elettrico su due lati della parete semplicemente sfalsandole di circa 20 cm. Quindi non a baciarsi contrapposte sullo stesso punto, ma semplicemente sfalsate di una ventina di centimetri. Queste prese abbiamo rilevato a essere non problematiche proprio per il fatto perché in mezzo rimane comunque del materiale, quindi della massa, che garantisce l'isolamento acustico, il mantenimento delle prestazioni di isolamento acustico per la parete stessa. Graziano, una domanda. Questi 20 cm di sfalsamento è una misura indicativa o un minimo? Guarda, è una misura che abbiamo verificato in cantiere, abbiamo dato come consiglio tecnico, perché abbiamo detto 20 cm, perché rimane circa 20 cm di materiale, quindi come se fosse un blocco da 20 cm, quindi con un elevato valore di isolamento acustico, per cui abbiamo dato questa indicazione, questo consiglio tecnico. Dopodiché questo consiglio è stato verificato in alcune prove in opera fatte in questi anni, abbiamo verificato che effettivamente era una misura sufficiente a garantire il mantenimento della prestazione acustica. Quindi anche verificato, diciamo, in opera. Anche verificato in opera. Diciamo, è nato dal buon senso, dopodiché è stato però il buon senso è stato assolutamente verificato in opera in maniera ovviamente positiva. Grazie. Niente. Ecco, questa è un'altra situazione, era lo stesso cantiere. Vi mostro questa immagine perché? Perché in questo caso avevamo una parete divisoria che su un lato delimitava una cucina e in questo caso la cucina era, il lato della parete verso la cucina era il lato attrezzato della parete stessa, per cui vediamo al finito tutte le prese, impianti idraulici, impianto del metano e quant'altro che sporgono dalla parete stessa. Quindi evidentemente questa è una parete attrezzata in maniera comunque normale per l'uso della parete, ma importante dal punto di vista acustico. Chiaramente la parete è stata correttamente ripristinata e in ogni caso c'è stata una perdita di isolamento acustico, quindi rispetto alla parete che abbiamo visto poco fa realizzata nello stesso cantiere dove abbiamo misurato 52 decibel e oltre in opera. Pur tuttavia anche in questa condizione un po' più difficile, con una parete molto più attrezzata, grazie a un corretto ripristino delle tracce stesse, si sono misurati oltre 51 decibel, un indice di valutazione di potere fonisolante apparente superiore ai 51 decibel, quindi di nuovo ampiamente positivo. Ecco, io concludo il mio intervento mostrandovi quello che è il sunto di tutta questa campagna prove in cui appunto sono state misurate pareti in oltre 100 cantieri in tutta Italia. Ecco, il documento che ha sintetizzato tutta questa campagna prove, che vedete nell'immagine, è realizzato appunto dal professor Fausti dell'Università di Ferrara e professor Secchi dell'Università di Firenze. Ecco, questo documento sintetizza i risultati di questa campagna prove. Ecco, questo è il diagramma, l'istogramma che mostra la distribuzione statistica delle prestazioni misurate in opera per l'ecablocco fonisolante di spessore 25-30 cm e vediamo che è stato misurato un valore, un indice R'(V) superiore ai 50 decibel di legge nel 98% dei casi, quindi nel 2% dei casi si è misurato un valore inferiore, comunque pari a 49 decibel, non positivo, non però neanche drammaticissimo. Nel 98% dei casi e in particolar modo nell'80% dei casi si è misurato addirittura un indice, un R'(V) superiore ai 51 decibel in opera. Ecco, in questi due istogrammi vedete poi i valori divisi e specializzati in funzione dello spessore di ecablocco fonisolante impiegato, per cui abbiamo nell'immagine di destra l'istogramma che mostra le prestazioni ottenute con un valore con l'ecablocco fonisolante di spessore 25 cm con un valore medio misurato in opera superiore ai 51,6 decibel. Nell'istogramma di destra vedete invece la statistica relativa alle pareti misurate in opera con l'ecablocco fonisolante di spessore 30 cm. Vediamo che la media degli indici R'(V) misurati è stato superiore di circa 1 decibel, quindi pari a 52,5 decibel in opera.
Ecco, io concludo la parte del mio intervento. Abbiamo visto, partendo dalla normativa, soluzioni tecniche, particolari costruttivi, fino ad arrivare a una importante campagna prove realizzata per validare le prestazioni di isolamento acustico in opera di pareti in decablocco fonoisolante. Grazie. Prima di passare il testimone a Sabrina Capra con la seconda parte delle relazioni di oggi, ti faccio solo una domanda. Certo. Abbiamo visto che nella campagna effettuata ci sono una piccola percentuale di edifici che non rispettano, diciamo, quelli che erano i requisiti imposti inizialmente da progetto, immagino. In questi casi ovviamente la questione è stata la fase realizzativa, ha inciso, immagino, soprattutto quelle che sono probabilmente o difetti di realizzazione, ma penso soprattutto, non so, la parte inerente tracce o quant'altro? Guarda, sostanzialmente 2% su 120 cantieri vuol dire 2 situazioni, per cui in una situazione effettivamente c'era un problema di posa, nel senso che le pareti erano posate non in maniera corretta, mancava malta nei giunti verticali. Poi in un'altra situazione, francamente, ci siamo trovati all'epoca, eravamo nella fase un po' più pionieristica, con una parete che era in adiacenza a un vano ascensore, quindi realizzato in vano ascensore in cemento armato, e la parete era in adiacenza a questo set in cemento armato, per cui sostanzialmente si è innescato un fenomeno di risonanza di questo setto che all'epoca abbiamo trovato inaspettato, per cui si è creato una penalizzazione che comunque ha portato a una prestazione in opera di 49 decibel. All'epoca, diciamo, ci ha un po' spiazzato questo fatto, questa situazione che non era stata correttamente identificata in fase progettuale, per cui all'epoca poi è stata fatta una piccola controparete con del materiale isolante, per cui la situazione è stata risolta successivamente. Benissimo, quindi proprio 2 case, diciamo, su 100. Esattamente. D'accordo, allora facciamo una cosa, visto che non facciamo attendere Sabrina con la seconda parte che ci illustra un po' quelle che sono anche le soluzioni, le cablocco, le assegno già la condivisione dello schermo e torniamo poi magari con una serie di domande che riguardano proprio anche la realizzazione e la fase di cantiere e soprattutto sulle tracce e i punti, diciamo, più delicati alla fine. Allora lasciamo spazio a Sabrina. Va bene. Grazie Ferdinando, grazie Graziano per l'intervento precedente. Nella mia seconda metà dell'intervento tratteremo 3 argomenti. Nella prima parte dell'argomento vedremo le tramezzature per il comfort acustico in lecablocco tramezzale calite. Nella seconda parte vedremo soluzioni divisorie tra unità abitative ancora più performanti, quindi soluzioni per la classe 1 e 2 per la norma UNI 11.367, quindi quella della classificazione acustica, e concluderò il mio intervento parlando invece di isolamento acustico di facciata con isolamento termico a cappotto. Vediamo innanzitutto, quando parliamo di tramezzature ad alto isolamento acustico, parliamo di lecablocco tramezzale calite, che è un manufatto in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa leca, in 3 spessori, 8, 10, 12 cm, che è caratterizzato da un sistema di collegamento e di posa a incastri su tutti e 4 i lati, che ne rende quindi anche molto facile e veloce la posa. È caratterizzato, e vedremo oggi, dall'alto potere fonoisolante. In realtà per questioni di tempo possiamo vedere solo una delle tante caratteristiche che lo compone, ma vi riassumo velocemente le caratteristiche che lo contraddistinguono, ovvero il lecablocco tramezzale calite è una tramezza per l'alta resistenza al fuoco in bassi spessori, ad esempio un 8 cm anche faccia vista di spessore raggiunge già i 120 minuti, mentre il 10 pieno anche faccia vista raggiunge già 180 minuti,
ed è una tramezza salubre dal bassissimo indice di radioattività, e infatti è costituita da argilla espansa Aleca, che è anche certificata ANABCA per la biedilizia. È una tramezza solida, robusta, quindi anche attrezzabile, nonostante la sua leggerezza che la rende molto utilizzata anche in ristrutturazione. Infatti è costituita da un impasto di soli 800 kg a metro cubo di calcestruzzo e si può posare con diverse finiture, quindi da intonacata a faccia vista, magari appunto per pareti resistenti al fuoco, o placcata con cartongesso o con pannelli anche più elaborati per maggiore isolamento acustico, che vedremo successivamente. Quando parliamo della tramezza Lecalite per l'isolamento acustico, parliamo di due tipologie di benessere acustico, ovvero sia come utilizzata come tramezza all'interno della stessa unità abitativa, quindi avremo delle pareti che ci donano comfort all'interno dello stesso appartamento, ma allo stesso tempo questa tipologia può essere utilizzata anche come elemento divisorio tra unità abitative. Vedremo alcune stratigrafie nelle prossime slide. Di conseguenza questa tramezza Lecalite ha valori nettamente superiori a quelle di tramezze tradizionali, proprio per il suo ottimo comportamento di isolamento acustico. Come si posa? Si posa in due modi. Innanzitutto abbiamo ricordato nella presentazione del Lecalite, è una tipologia di tramezza a incastro, quindi gli incastri su tutti e quattro i lati ne rendono la posa facile e veloce, e si posa con l'incastro maschio verso il basso. Di conseguenza la malta Lecalite, che è una malta fluida, si posiziona direttamente nell'incavo, che quindi è verso l'alto, mentre in verticale si posa incastro. La stessa tipologia dell'Lecalite può essere posata anche in un modo ancora più veloce, ancora più asciutto, che è una posa a secco con una schiuma poliuretanica specifica per murature, che ne rende appunto ancora più pulita e veloce la posa, questo nei casi dove abbiamo bisogno di una parete a secco ma con la solidità di una muratura. Questa parete, quando la utilizziamo come tramezzatura acustica, sia come elemento per il comfort acustico o appunto abbiamo visto anche come parete elemento divisorio, si può posare con diverse finiture, dall'intonaco tradizionale ambo i lati, al cartongesso, quindi una vera e propria finitura a secco ambo i lati, il cartongesso appoggiato e incollato direttamente alla parete grazie alla collante a base gesso, oppure per soluzioni ancora più evolute e valori acustici ancora più performanti abbiamo testato varie soluzioni con i pannelli che vedete nella figura a destra, costituiti da un cartongesso da 12,5 mm e 20 mm di lana minerale. Anche questa tipologia di pannelli è direttamente incollata alla parete con il suo collante a base gesso. Vediamo adesso i numeri. Quali sono le prestazioni della tramezza Lecalite? In questo grafico abbiamo cercato di riassumere una intensa campagna prove fatta all'INRIM di Torino, quindi una campagna prove in laboratorio in questo caso, dove vedete in alto le tipologie di pareti testate, quindi lo spessore Lecalite da 8 pieno, l'8 semipieno, il 10 pieno e il 10 semipieno. Posate i blocchi pieni con la malta universale Lecalite, quelli semipieni con la schiuma poliuretanica per murature. Mentre sulla sinistra vedete le tipologie di finitura testate, per cui nella prima riga la configurazione A siamo andati a testare le pareti in Lecalite con intonaci ambo i lati e vediamo come già ad esempio un Lecalite da 10 pieno usato con malta universale Lecalite in orizzontale e intonaci ambo i lati raggiunge un valore ottimale per quanto riguarda una tramezza interna, perché supera appunto i 46 decibel certificati. Se invece volessimo una finitura completamente a secco, allora in quel caso abbiamo testato, vedete nella configurazione B,
la parete testata con cartongesso incollato ambo i lati, sono lastre di cartongesso da 12,5 mm. Vediamo ad esempio una parete posata con schiuma poliuretanica, quindi completamente a secco e finita in cartongesso, raggiunge anche in questo caso un ottimo valore perché siamo già a 47 decibel di potere fonisolante certificato. In realtà con la tramezza Lecalite abbiamo visto si possono raggiungere valori ancora più performanti grazie anche alla combinazione delle varie finiture. Così ad esempio combinando l'utilizzo a pannelli preaccoppiati in cartongesso, preaccoppiati a lana minerale che abbiamo visto nella slide precedente, riusciamo ad arrivare a valori anche di 56,9 decibel. Sono valori molto prestazionali. Questa tipologia di parete ci permette di avere in bassi spessori, in questo caso 16 cm e mezzo di parete completa, e basso peso, quindi una parete leggera, quindi anche utilizzabile in ristrutturazione, in riqualificazioni acustiche, con una parete del peso di 94 kg a metro quadrato e raggiungere allo stesso tempo valori da divisorio, quindi anche in questo caso 56 decibel e 9 in laboratorio, per cui ci dà ampio margine per superare quei 50 richiesti in opera. Vista la prima parte di tramezzature acustiche per l'isolamento, per il comfort all'interno delle nostre abitazioni o come divisori per riqualificazioni acustiche dove abbiamo bisogno di soluzioni leggere e resistenti, passiamo nella seconda metà del mio intervento e parliamo invece di soluzioni per il divisorio acustico ancora più performanti, quindi con valori di R'(V) ancora più performanti. Queste soluzioni, per studiare queste soluzioni abbiamo fatto riferimento alla norma UNI 11.367, che è la norma UNI che per prima in Italia introduce la classificazione acustica delle unità immobiliari e che introducendo il concetto quindi della classificazione acustica segue la scia come la scia intrapresa inizialmente per la classificazione energetica, con però, dando però alla singola unità immobiliare una classificazione in base alla qualità dell'isolamento acustico, quindi e del comfort acustico dell'unità stessa. Questa normativa è anche la base della futura norma acustica e quindi del possibile sviluppo della futura norma acustica che riprenderà il DPCM del 97 migliorandolo e dando anche prestazioni più performanti. Cosa dice la classificazione acustica, la norma UNI? Suddivide le classi, mentre quella energetica andiamo appunto dalla classe base che è la G fino alla 1, a 2, a 3, a 4, in realtà per quella acustica parliamo di classe 1, che è quella che ci offre prestazioni acustiche attese molto buone, a una classe 4 che ci dà prestazioni acustiche modeste, fino a una non classificabile. Da sottolineare una grande differenza rispetto alla classificazione, ad esempio, energetica. Mentre nella classificazione energetica si parla di una classificazione basata su calcoli, la classificazione acustica in realtà si basa su prove in opera. Di conseguenza si farà riferimento ai vari descrittori della qualità acustica, che sono anche quelli che avevamo visto precedentemente, quindi si faranno le valutazioni e le prove acustiche in opera dell'isolamento acustico di facciata, del potere fonisolante apparente delle partizioni, sia verticali che orizzontali, del livello di pressione sonora di calpestio, ma anche del livello sonoro da impianti a funzionamento continuo e discontinuo. Per avere quindi il valore del singolo descrittore si farà la media energetica e da qui si darà la qualità, la classificazione della qualità acustica della nostra unità immobiliare. Oggi parliamo di divisori tra unità immobiliare, per cui vediamo in particolare uno di questi descrittori e vediamo in particolare l'R'(V), ovvero il potere fonisolante apparente delle partizioni verticali e orizzontali. Se
vediamo i valori richiesti per entrare come nelle singole classi, vediamo come la classe 3 corrisponda all'incirca a quei 50 decibel richiesti dall'attuale normativa, quindi dal DPCM del 97. Salendo di classe, nella classe 2 sono richiesti valori superiori ai 53 decibel, classe 1 valore superiore ai 56 decibel. Vediamo che da una classe all'altra c'è un salto di ben 3 decibel e come giustamente anticipava il mio collega, un salto di 3 decibel, essendo misura logaritmica, significa appunto il doppio del livello di intensità sonora, quindi è un grosso salto. Abbiamo visto con il collega, l'ingegner Guerrato, le soluzioni che riescono appunto a essere superiori ai 50 decibel richiesti dal DPCM, che corrispondono all'incirca quindi alla classe 3. Vediamo in questa mia seconda parte le soluzioni per le classi più evolute, per cui iniziamo dalla classe più elevata, classe 1, richiesta dall'R'1V, quindi potere fonisolante apparente, quindi in opera, superiore ai 56 decibel. Una delle soluzioni testate è stata testata con il lecablocco fonisolante da 30, quindi una delle pareti che avete visto precedentemente con il collega, e sempre per scelta abbiamo deciso di tenere delle pareti semplici e facili sia da posare sia da controllare e verificare. Di conseguenza la stratigrafia è abbastanza semplice, quindi è sempre una parete fonisolante da 30 con malta in orizzontale e anche in verticale. Da un lato un intonaco tradizionale, dall'altro abbiamo posato quel pannello preaccoppiato che abbiamo visto precedentemente addossato alle calite, costituito da un cartongesso di 12,5 mm e 20 mm di lana minerale, direttamente incollato alla parete, quindi anche in questo modo, anche in questo caso, una posa facile e veloce. Cosa abbiamo ottenuto in questa campagna sperimentale in laboratorio? Abbiamo ottenuto 64 decibel di potere fonisolante, che è un valore estremamente alto. Però abbiamo anche detto che si parla di valori in opera. Di conseguenza vediamo un caso di prova in opera. Vi ho inserito una prova fatta a Trento durante la nostra sperimentazione per le soluzioni appunto per classe 1. In questo caso la parete testata è quella in azzurro, in blu, che divide due zone giorno. La parete appunto è costituita in un totale da 35 cm, dove il corpo centrale quindi è fatto da un fonisolante da 30. In questo caso vedete a sinistra l'ambiente emettente, a destra l'ambiente ricevente, a sinistra una cucina con quindi anche tutti gli impianti della cucina e a destra un classico salotto dove vi sono le prese elettriche e quindi le sue scatole elettriche all'interno della muratura. Questa parete anche in opera ci ha dato delle prestazioni molto performanti, ottenendo un potere fonisolante apparente di 58 decibel. Di conseguenza è una delle tipologie sicuramente idonea per raggiungere anche la classe 1, quindi quella più performante, con però una parete sempre semplice. È una monoparete dove semplicemente al posto di un intonaco è stato sostituito un pannello di cartongesso lana incollato. Sempre durante questa campagna prove abbiamo anche verificato altre tipologie di pannelli. Tutte queste prove le potete trovare in una monografia che trovate all'interno del nostro sito direttamente scaricabile, oppure potete richiederci il certificato qualora ne aveste bisogno per le vostre progettazioni. In questo caso, in questa slide, vedete una tipologia molto simile a quella del precedente, quindi fonisolante da 30, intonaco da un lato, dall'altro abbiamo sostituito il pannello con un cartongesso preaccoppiato a un pannello isolante in fibra in tessile tecnico, sempre incollato alla parete. Anche in questo caso abbiamo raggiunto 64 decibel. Altra tipologia, altra prova, sempre idonea per la classe più elevata, quindi superiore ai 56 decibel in opera. Abbiamo un pannello dove questa volta
il cartongesso è preaccoppiata a una lamina bituminosa di 4 mm ad alta densità e abbiamo ottenuto quindi in laboratorio 63 decibel. Abbiamo visto le soluzioni per classe 1, vediamo a questo punto le soluzioni per la classe 2, quindi con potere fonisolante apparente superiori ai 53 decibel. In questo caso abbiamo diverse soluzioni, di cui una con spessore inferiore, quindi abbiamo utilizzato il fonisolante da 20 cm di spessore, sempre con malta orizzontale e verticale, con intonaco tradizionale da un lato e il pannello cartongesso lana minerale dall'altro, direttamente incollato alla parete. Anche in questo caso abbiamo ottenuto un valore molto performante di 58 decibel in laboratorio. Durante la campagna prova abbiamo testato anche una doppia parete, altamente performante appunto come parete divisoria, che riprende quella tipologia di tramezze viste precedentemente, quindi è una doppia parete costituita da 2 lecablocco tramezza lecalite di spessore 10 cm pieno, posato con la malta universale lecalite nei giunti orizzontali, intonaci amboilati tradizionali, ma la camera di intercapedine è stata studiata per ottimizzare la prestazione acustica della parete divisoria. In questo caso è stata testata con un cartongesso accoppiato a un bitume direttamente incollato a una delle due pareti, a cui è stato accostato un pannello di isolante in lana minerale da 6 cm, 40 kg di densità e lasciato una camera d'aria da 3 cm. Questa parete in doppia tramezza lecalite con intercapedine evoluta ha raggiunto 58 decibel in laboratorio. Cosa succede in opera? Anche questa è stata testata, in questo caso a Bergamo, in un altro cantiere, e abbiamo ottenuto anche in questo caso un R'(V), quindi in opera, di 54 decibel, che quindi è idonea alla classe 2. Abbiamo terminato la parte degli elementi divisori tra unità abitative, ma ci piaceva lasciarvi concludere il nostro intervento parlando dell'isolamento acustico dei lecablocco fonisolanti utilizzati anche in facciata, qualora ad esempio si utilizzasse in abbinamento a un cappotto termico esterno. In particolare, in questa ultima parte del mio intervento, farò riferimento come parametro, quindi come descrittore, l'indice di valutazione di isolamento acustico di facciata, dove vediamo ad esempio per le residenze il valore da rispettare in opera è superiore ai 40 decibel. Per verificare la validità dell'isolamento acustico di facciata dei nostri lecablocco fonisolante abbiamo fatto una prova comparativa in un cantiere di social housing a Bergamo, sperimentale, dove abbiamo testato 6 ambienti diversi, 6 ambienti, tutti della stessa identica dimensione, quindi stessa larghezza, stessa profondità e stessa altezza, delimitati da facciate aventi le stesse dimensioni. Questo ci ha permesso anche di fare un confronto tra la tipologia di parete utilizzata per la facciata e quindi per la parete esterna. Erano pareti con cappotto in polistirene espanso con grafite di 14 cm con la sua rasatura. L'unica differenza tra le pareti è semplicemente il blocco utilizzato, per cui abbiamo testato le pareti in lecablocco fonisolante di spessore 30, che abbiamo visto precedentemente per i divisori tra unità abitative, e l'abbiamo testato anche con laterizio porizzato di analogo spessore. Nel test fatto, nella campagna di prove fatte, abbiamo verificato tre tipologie di prove, ovvero la prima testando le pareti opache senza quindi aperture, questo per verificare proprio l'influenza della muratura sul valore di isolamento acustico di facciata. Dopodiché vi farò vedere i collaudi finali, quindi con le aperture, quindi con i serramenti montati.
Dulcis in fundo, con i valori delle prove fatte, abbiamo fatto valutazioni previsionali con diversi sviluppi di facciata e diversi tipi di serramenti. Quindi unica differenza nelle prove è la tipologia di muratura utilizzata. Vediamo il primo caso. Nel primo caso le pareti opache sono state realizzate, vedete, da un lato con l'ecablocco fanisolante di spessore 30, dall'altro con laterizio porizzato semipieno di analogo spessore. Già in questo caso vediamo una differenza e quindi una prestazione dell'ecablocco nettamente superiore di ben 3 decibel rispetto a una parete identica realizzata in laterizio. Qui vi ho inserito le misure del collaudo finale, quindi con i serramenti montati. Vediamo che addirittura con l'ecablocco fonisolante raggiungiamo i 44 decibel, con il laterizio arriviamo giusto a 40. E concludiamo il nostro intervento vedendo invece le analisi previsionali che abbiamo fatto, cercando di capire il comportamento della diversa geometria. Quindi abbiamo preso due locali della stessa identica superficie di 14 metri quadrati, stessa altezza. Cosa cambia tra i due locali A e B? Cambia lo sviluppo di facciata. In quello A abbiamo uno sviluppo superiore di facciata, quello B invece è molto più stretto e lungo come parete. E poi abbiamo verificato con diverse tipologie di serramenti a quale valore saremmo arrivati. Questi sono i risultati, dove vedete sulla sinistra i risultati della casistica A, quella con la facciata più lunga. In questo caso è sicuramente quella più sfavorevole, più svantaggiata, proprio perché ha un maggior sviluppo di facciata. E caso B, quella con la facciata appunto più corta. Nella riga che vi sto mostrando i valori con il lecablocco fonisolante da 30, e anche in questo caso vedete come rispetto all'altra tipologia di muratura abbiamo sempre almeno un paio di decibel di differenza, quindi il lecablocco fonisolante si comporta sempre molto bene, ma abbiamo fatto anche un passaggio in più, cercando di capire a seconda del serramento il valore ottenuto. Per cui ad esempio se prendiamo il primo caso, la situazione un po' più sfavorevole, vediamo come con un serramento dalle prestazioni 38 decibel di serramento di RV del serramento, vediamo come con il lecablocco fonisolante riusciamo a superare i 40 decibel richiesti dalla normativa, mentre con il laterizio si avrebbe bisogno di un serramento dalle prestazioni migliori. Cosa ci ha detto questa campagna di prove sulla facciata, quindi dell'utilizzo dell'ecablocco fonisolante con il sistema di cappotti maggiormente utilizzato, che è quello del polistirene espanso? Vediamo come il fonisolante si comporti con prestazioni migliori rispetto a un laterizio porizzato di anche 3 decibel. Inoltre, questa campagna ci ha dato la possibilità di valutare come con il lecablocco fonisolante si possa valutare un serramento più economico per ottenere la stessa prestazione del potere fonisolante di facciata. Con questa slide concludo appunto il mio intervento. Vi ricordo che il nostro team di assistenza tecnica e di consulenti tecnici è sempre a vostra disposizione per una Leica Smart Visit o per una visita direttamente in studio o comunque per assistenza alla vostra progettazione, e quindi ci potete contattare ai contatti che vedete nella slide. Benissimo. Diamo però spazio ad alcune domande che ci sono arrivate e magari poi ovviamente per questioni più puntuali potrete fare affidamento al servizio di consulenza che ha illustrato adesso proprio Sabrina Capra. Chiedo a Sabrina, ma avevi accennato a soluzioni anche lasciate a vista per quanto riguarda l'isolamento acustico. Che tipo di blocchi si tratta e che tipo di finitura hanno da lasciare a vista? Okay. Vediamo dietro di te una parete, ma non so se la... Oggi abbiamo visto principalmente soluzioni per elementi divisori con il lecablocco fonisolante, dove sicuramente la finitura è o intonaco o cartongesso. Abbiamo visto anche cartongessi preaccoppiati a delle lane per avere prestazioni ancora più performanti, ma non abbiamo avuto il tempo di
vedere tutte appunto le nostre soluzioni. In realtà, nel caso ci fosse bisogno, ad esempio, in un capannone o comunque in un edificio industriale o altre tipologie dove sia richiesta sia l'isolamento acustico sia il rispetto della trasmittanza termica inferiore a 0,8 e anche la resistenza al fuoco, tipicamente in edifici industriali o commerciali, anche in questo caso c'è un blocco specifico che abbiamo appunto denominato lecablocco fonisolante da 30 faccia vista, e questo ha una finitura più chiusa proprio per essere lasciato a vista. Anche in questo caso va posato con malta orizzontale verticale e è certificato anch'esso e raggiunge 54 decibel di laboratorio. Per cui c'è la soluzione ad hoc specifica per la tipologia di divisorio faccia vista, che oggi non abbiamo visto anche per questioni di tempo. D'accordo. Un partecipante ci chiede, ma oltre alle motivazioni che avete già illustrato entrambi, per quale motivo, ci chiede, dovrei scegliere i blocchi LECA rispetto ad altre soluzioni? Cioè, quali vantaggi avrei in più rispetto a soluzioni più tradizionali o soluzioni a secco? Allora, io posso parlare appunto dei vantaggi delle nostre soluzioni. Ad esempio, a volte ci chiedono perché devo scegliere una monoparete rispetto a una doppia parete o appunto altre soluzioni. La risposta nel nostro caso è che noi abbiamo voluto dare soluzioni semplici sia per quanto riguarda la posa sia per quanto riguarda la verifica. Faceva vedere in una slide l'ingegner Guerrato precedentemente proprio l'importanza del vedere anche solo prima di fare l'intonaco il fatto che il blocco è stato posato correttamente. È molto semplice da posare, quindi basta verificare che la malta sia, ad esempio per il nostro fonisolante, che sia posato sia in orizzontale che in verticale e di conseguenza facile anche da verificare. E un'altra delle motivazioni, sicuramente un vantaggio delle nostre soluzioni, è l'affidabilità. Quando abbiamo fatto il test con i professori Fausti e Secchi e vari test di prove in opera, sulle 120 e oltre prove in opera, loro le hanno definite soluzioni robuste. Cosa sarebbero queste soluzioni robuste? Sarebbero analoghe ai robust details britannici, ovvero soluzioni affidabili che hanno quasi sempre lo stesso punto, lo stesso comportamento in frequenza e di conseguenza anche in opera, se correttamente posati, correttamente progettati, appunto con le specifiche di cui ha parlato prima il collega, si riesce quindi ad avere un ottimo comportamento in opera, che è una cosa fondamentale, con una monoparete. Chiedo a Graziano Guerrato, allora, visto che aveva anche lui trattato il tema di pareti monostrato, quindi senza isolanti interposti, ma questi ci chiedono, siamo comunque in grado di dare una risposta che sia congruente con quello che sono le richieste del DPCM e quale blocco, diciamo, è il più prestazionale per ottenere un miglior risultato? Ovviamente parlando della famiglia lecablocco fonisolante, il blocco più prestazionale è il lecablocco fonisolante da 30. Questo più prestazionale ovviamente come parametro di laboratorio, ma poi in cantiere, quindi in opera, come previsto da normativa a livello di misurazione, è più affidabile perché essendo appunto più spesso, più massivo e quant'altro rispetto a un blocco fonisolante per esempio da 25, le presenze di tracce da impianto elettrico, idraulico, cioè le normali tracce che si verificano in cantiere hanno un effetto ancora inferiore rispetto a quello che si ha con lecablocco fonisolante da 25. Ora, una delle ultime slide che ho mostrato portava la statistica, il valore medio di R'(V) misurato in opera con lecablocco fonisolante da 25 ed era pari a 51,5 decibel circa, mentre con lecablocco fonoisolante da 20 era un 52 decibel e mezzo, quindi il maggiore spessore porta a
a migliori prestazioni ovviamente intrinseche del materiale, ma anche a una minore incidenza delle cosiddette tracce e impiantistica che attraversa normalmente le pareti. Purtuttavia l'Ecablocco fonoisolante da 25 è una soluzione comunque ottima, ecco, no? Quindi comunque ampiamente superiore ai limiti di legge. Parlando proprio di tracce, che è un tema sempre ovviamente delicato quando parliamo di acustica, ci chiedono, ma per realizzare le tracce impiantistiche sui vostri blocchi si utilizza, cioè, attrezzi particolari per il taglio, si agisce, oppure bastano le stesse attrezzature che si utilizzano comunemente per i blocchi in laterizio? Guarda, a livello di tracce, allora, parlando di acustica, quello che non è l'ideale, ma con qualunque tipologia di muratura, è fare tracce a martello e scalpello, nel senso che di fatto si vanno a fare tracce, buchi grossi, di dimensione incontrollata, che poi dovranno essere riempite in maniera corretta, cosa che non sempre capita, perché giustamente si mette la canalizzazione e poi si tende a riempire velocemente, quindi una tracciatura a martello scalpello per la nostra, come per tutte le soluzioni finalizzate all'acustica, è, ritengo, da sconsigliare o quantomeno da valutare con grande attenzione. Poi nello specifico per i nostri materiali, che sono materiali pieni, nel senso che hanno forature ridotte intorno al 20-25%, in ogni caso l'ideale è utilizzare delle scanalatrici a fresa o disco, quindi delle attrezzature specifiche per realizzare tracce di dimensioni contenuta, quindi che vanno bene in ogni caso per le prestazioni, per mantenere le prestazioni di isolamento acustico, di dimensione contenuta, che poi vuol dire anche facili da riempire e veloci da riempire. A proposito di riempire, l'altra domanda che ci fanno è come riempire le tracce. Possiamo utilizzare malta comune o... Si può utilizzare malta comune. Normalmente viene utilizzata quella, abbiamo verificato appunto dalla campagna di prove in opera condotte negli anni passati che è un semplice accorgimento che però ha comunque una valenza, quantomeno non penalizza dal punto di vista acustico. Al di là dei consigli che hai dato adesso, ovviamente di utilizzare le scanalatrici e ridurre ovviamente quello che è diciamo, la distruzione della parte di parete, diciamo così, quindi dello spessore. Ci sono altri consigli che è possibile dare, nel senso, per avere il minore influsso possibile, diciamo, sul comportamento acustico della parete riguardo proprio alle tracce impiantistiche? No, guarda, sostanzialmente l'esecuzione delle tracce con scanalatrici è il consiglio migliore. Dopodiché è fondamentale non inserire nella parete divisoria canalizzazioni importanti, quindi pluviali, scarichi di grosse dimensioni, perché quelli rappresentano una problematica non coerente, non ammissibile, non compatibile col mantenimento delle prestazioni acustiche della parete stessa. Ma la normale, diciamo, impiantistica, idraulica, elettrica e altro non ingenera problemi da questo punto di vista? Assolutamente no. Perfetto. Chiedo a Sabrina, invece, hai fatto vedere nelle tue slide la posa di blocchi anche con, ad esempio, pannelli con isolante acustico incorporato, e in quei casi possiamo utilizzare anche solo il giunto di malta solo orizzontale, evitando quello verticale? Allora, comunque sia, per l'ottimo comportamento della parete stessa e anche le pareti testate sia in opera, sia in laboratorio che anche in opera, sono state provate con malta sia orizzontale che verticale. L'unica porzione che abbiamo visto senza malta in verticale era quella delle tramezze e le calite, quindi le soluzioni quelle in basso spessore. Allora in quel caso lì c'è un bel incastro che lavora in verticale che ci assicura la corretta giunzione del blocco. Allora in quel caso lì sì, la malta va solo in orizzontale, ma normalmente per l'ottimo comportamento acustico della parete va sia orizzontale che verticale. Benissimo.
Chiedo a Graziano Guerrato ancora, è necessaria la posa di una guaina a tagliamuro per migliorare le prestazioni? Allora, riferendoci alla campagna prove di cui abbiamo abbondantemente parlato oggi, abbiamo fatto normalmente la maggior parte, circa l'80% delle misure sono state fatte su pareti che non avevano guaine tagliamuro alla base. Okay? Quindi possiamo dire che non è strettamente necessario, dopodiché nelle situazioni invece, nel restante 20% di prove realizzate in opera, la guaina cera ha dato comunque un suo contributo, anche se non decisivo, per cui per quanto riguarda il rumore, l'isolamento acustico all'onda aerea, con i nostri materiali non è strettamente necessario. L'unica accortezza nel caso in cui anche per altre, come dire, altre situazioni, nel senso che comunque sia l'utilizzo di una guaina tagliamuro alla base della parete può ridurre la rumorosità generata per esempio dal fissare chiodi al muro per appendere i quadri, per cui chiaramente nei confronti di quel rumore impattivo, che non è normato, per cui non è un obbligo di legge, però l'utilizzo alla base della parete di una guaina tagliamuro può ridurre quel disturbo generato saltuariamente. Ecco, il consiglio che diamo in ogni caso è quello, nella situazione in cui si decida di utilizzare anche con i nostri blocchi questa guaina, una guaina tagliamuro acustica, di valutarla in maniera attenta, nel senso che i nostri muri isolano perché sono massivi, e quindi questa massa determina l'esigenza di una guaina tagliamuro dotata di una rigidità comunque sufficiente rispetto al peso del muro stesso. Se si utilizzasse, tanto per dire, una guaina molto morbida, okay, ci sarebbe il rischio che questa guaina sotto il peso della nostra parete tenda a comprimersi, generando problematiche di fessurazioni, di cavillature dell'intonaco nella parte alta della parete. Per cui non è strettamente necessaria, si può usare, ma occorre scegliere una guaina tagliamuro acustica con caratteristiche di resistenza e di robustezza compatibili col peso del nostro muro. Un'ultima domanda che ci viene posta è: quali accorgimenti bisogna adottare per, diciamo, quello che è il punto di contatto tra una parete realizzata con i blocchi LECA e i pilastri in calcestruzzo armato? Guarda, dal punto di vista acustico nessuna particolare, nel senso che occorre chiuderlo con malta, nel senso che se rimanesse un giunto a secco tra pilastro e muro, chiaramente quello sarebbe un ponte acustico, sarebbe come non mettere la malta nel giunto verticale tra un blocco e l'altro. Quindi dal punto di vista acustico si chiude con malta. Poi per quanto riguarda gli intonaci, ecco, il giunto tra una muratura qualsiasi e un pilastro può essere un punto delicato, per cui nell'intonaco normalmente con i muri interni nel corpo dell'intonaco occorre interporre il più possibile verso il lato esterno dell'intonaco stesso una rete porta intonaco di adeguate caratteristiche, però questa rete è funzionale a evitare la formazione di microcavillature in questo giunto. Per quanto riguarda la prestazione di isolamento acustico del muro, la malta è già di per sé una sicurezza, una garanzia di evitare perdite acustiche. Benissimo, d'accordo. Allora, abbiamo risposto a tutti i quesiti, eventuali altre richieste possono essere inoltrate ai nostri relatori e ai loro colleghi agli indirizzi che vedete, e io vi ringrazio per essere rimasti con noi fino alla fine. Ho postato, per chi volesse esserci anche la prossima settimana, il link per l'iscrizione. Ricordo che saremo qui sempre il giovedì, il 15 ottobre alle ore sempre 17, e in quel caso avremo con noi l'ingegner Giuseppe Altomare e l'ingegner Marco Mignone, sempre di Laterite LECA, e con loro affronteremo quelle che sono le soluzioni isolanti leggere in argilla espansa per vespai controterra e le coperture. Quindi approfondiremo un ulteriore aspetto della costruzione in questo ciclo di webinar che stiamo portando avanti, e vi invito a iscrivervi, a essere presenti anche la prossima settimana. Ringrazio anche ancora Graziano Guerrato e Sabrina Capra, e ci diamo appuntamento a questo punto alla prossima settimana. Grazie a tutti e buona serata.
Arrivederci a tutti. Arrivederci, buona serata.